Un terzo del territorio veneto è sotto il livello del mare. La sicurezza dell'acqua è garantita da 400 idrovore, ma l'acqua è anche una risorsa gestita nella regione dal lavoro di 11 consorzi di bonifica. In una delle terre di bonifica al via in queste ore la seconda edizione di Terre Evolute, Festival della Bonifica. Si sta creando e si porta avanti un grandissimo gioco di squadra, indispensabile per poter dare un territorio fragile come è sicuramente il Veneto, ma un grande territorio dal punto di vista sia turistico che produttivo, dare quelle opportunità per dare risposte importanti a questo territorio. Per adeguare tutte le nostre strutture a un cambiamento climatico sono necessari investimenti, tanta progettazione e anni di attività operatività. Quindi i consorzi sono in prima linea per iniziare a potenziare il territorio, a ritrasformarlo proprio in funzione di questi nuovi cambiamenti. Nel 2022 si celebreranno i 100 anni del primo congresso regionale delle bonifiche, ospitato nel 1922 proprio a San Donà di Piave. L'edizione 2019 prevede spettacoli di piazza, tavole rotonde, incontri con gli autori, laboratori didattici e poi concerti e eventi gastronomici. Un percorso ideato con l'Università di Padova. Le novità rispetto all'anno scorso sono il grande coinvolgimento degli studenti, dei giovani che ci hanno aiutato nell'organizzare tutte le fasi di questo festival e che saranno presenti e li vedrete tutti con le magliette rosse durante queste giornate del festival.